Qua l'albero caduto con la zolla e tutto. Adesso sono disabitate da 30-40 anni, finalmente uno ha comprato il posto migliore della zona ambientalmente e credo si farà una bella. Adesso sono disabitate da 30-40 anni, finalmente uno ha comprato il posto migliore della zona ambientalmente e credo si farà una bella. Mamma mia, guarda qua l'albero caduto con la zolla e tutto. Adesso sono disabitate da 30-40 anni, finalmente uno ha comprato il posto migliore della zona ambientalmente e credo si farà una bella. Mamma mia, guarda qua l'albero caduto con la zolla e tutto. Adesso sono disabitate da 30-40 anni, finalmente uno ha comprato il posto migliore della zona ambientalmente e credo si farà una bella. Dell'urto di un natante, perché sarebbe quello di una nave per un porto, e quindi viene circa il 15% dell'urto di una nave, ma comunque è un bel urto lo stesso. Sono 3.000 kg concentrati e non sono pochi. L'onda d'urta invece dell'acqua è di circa 5.000 kg metro, e quindi, scusate, e quindi anche questa, per una lunghezza del pontile di 96 metri, è veramente importante. La deformazione comunque di questo, cioè l'utilizzo come per l'urto, è concentrato su quei fender che vedete che sono davanti al pontile. Con gli austriaci è stato aperto per collegare appunto al porto fluviale la città ed è volutamente rimasto anche da parte del comune, perché dà un accesso, solo che appunto è un varco proprio nella... Pagava l'affresco e si faceva mettere in qualche buco, ok? Quindi potrebbe essere lui, perché su tutte quante le vetrate non c'è nessuno, più oltre alla Madonna, alla Maria di Magdala, e anche i colori, allora. Perfetto, adesso ti faccio vedere come ingegnere universitario. Io ho fatto anch'io ingegnere, sono stato alla fine perché mi sono perso. Unghetti, col professor Ghetti. No, io non ho frequentato, ma io mi sono laureato al Politecnico di Milano. Quindi Ghetti insomma è abbastanza conosciuto, sono nato per il Vajont. c'era un ingegnere idraulico. Era un ingegnere. La facoltà di idraulica di Padova era un'eccellenza.